Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Sesta giornata della Serie B-Win. Allo stadio del Duca si affrontano Ascoli e Verona. I padroni di casa sono ancora alla ricerca del primo successo casalingo. Infatti hanno annullato la penalizzazione grazie soprattutto alle vittorie esterne. Dall'altra parte il Verona è reduce dal pareggio con il Padova. Prima dell'inizio del match ho osservato un minuto di silenzio per i 3 parà morti in Afghanistan. La prima occasione del match è al 6° minuto sul cross di Parfait, colpo di testa di Romeo con la palla che però termina alta sopra la traversa. Dall'altra parte il Verona risponde 4 minuti dopo con Mancini che va via sulla destra, palla dentro per Ferrari che entra in area, prova a concludere ma la conclusione viene rimpallata e messa in angolo. Al 12° i padroni di casa passano in vantaggio, Papavaigo salta a batte, mette al centro e Mareco nel tentativo di rinviare la palla infila la propria porta, sfortunata autorete per il difensore paraguaiano, mentre grande azione di Papavaigo, ex di turno, davvero bravo a saltare a batte e mettere la palla al centro. Il Verona spinge alla ricerca del pareggio, Mancini mette in area questa palla con Scaglia che conquista la sfera, tira ma Guarna mette la palla in corner. Sul conseguente angolo stacca di testa Gomez più alto di tutti e batte Guarna per l'1-1. Il corner battuto da Alfredson e l'argentino trova un perfetto stacco ed insacca la sfera che vale la sua seconda rete in questa Serie B-Win ed il pareggio per gli scalligeri, mentre c'è una grossa arrabbiatura per Castori. Un minuto più tardi sulla punizione di Pederzoli Papavaigo ci prova con Rafael che mette la palla in angolo. Al 31° punizione di Gazzola, ma la palla termina di poco fuori, bella conclusione del difensore comunque. Gli ospiti invece hanno un'incredibile occasione quando, sul cross di Alfredson, Ferrari tocca la palla e Gomez calcia a botta sicura ma Guarna salva e poi fa sua la sfera. All'ultimo minuto della prima frazione, ultima emozione con questo rilancio lungo, Gomez spizzica la palla di testa che giunge a Ferrari che la controlla e prova il tiro ma la palla termina alta sopra la traversa. Finisce quindi 1-1 il primo tempo fra Ascoli e Verona. Nella ripresa subito gli ospiti pericolosi quando sulla punizione dalla 3/4 di Alfredson c'è la deviazione sotto misura di Ferrari con Guarna che blocca la sfera. Ancora un pericolo poco dopo per la difesa marchigiana quando su un'amnesia difensiva Mancini ha la chance ma non riesce a concludere. Al 13° poi è Alfredson ad andare a cross, colpisce la palla di testa Ferrari ma prende in pieno il palo, si salva ancora una volta l'Ascoli. Poco dopo ancora il duo Alfredson-Ferrari protagonista con l'islandese che va via sulla sinistra, mette al centro, Ferrari di testa ma non trova lo specchio della porta, ancora niente da fare per l'attaccante del Verona. Al 27° dopo un batti e ribatti da Alessandro ci prova al volo ma colpisce malamente e la sfera termina a lato. 4 minuti dopo è ancora D'Alessandro protagonista, riceve palla da Alfredson, si aggiusta la palla sul destro, prova il tiro a giro ma la conclusione è debole ed è facile la parata per Guarna. Al 38° Gomez va via sulla sinistra e mette la palla al centro per la corrente Bjelanovic che non ha difficoltà ad insaccare la sfera. 2-1 quindi per la formazione di Mandorlini. Grande impatto per il croato che era subentrato a Ferrari solo 8 minuti prima dell'azione del gol. Per Bjelanovic prima rete in questa Serie B-Win e dispiacere alla sua ex squadra, infatti con l'Ascoli aveva giocato una stagione 2006-2007. Nel finale, ultima occasione per D'Alessandro, il suo tiro viene ribattuto di piede da Guarna. Finisce 2-1 per il Verona sull'Ascoli.